Piero Ruzzante, consigliere regionale del Partito Democratico. Proprio il PD unito agli studenti universitari per una nuova legge regionale sul diritto allo studio. Sì, innanzitutto protestiamo contro una regione che è in ritardo nei pagamenti delle borse di studio e continua a mantenere questo elemento di ritardo e di non pagamento di tutte le borse di studio che sono state riconosciute da parte degli ESU. Crediamo che questo sia gravissimo perché in altre regioni non è così, la regione mette risorse aggiuntive che consentono di pagare in tempo utile e tutti quegli studenti che sono meritevoli e che hanno in qualche modo bisogno di un aiuto, di un sostegno attraverso le borse di studio. Allora noi diciamo mettiamo al centro di un progetto, di un programma, una nuova riforma del diritto allo studio, coinvolgendo tutte le associazioni universitarie della nostra regione e proviamo a creare, a costruire un nuovo modello di diritto allo studio a partire dal Veneto. C'è poi un terzo problema, la questione del fatto che si investe troppo poco in ricerca in questa regione, 20 punti in meno rispetto al livello nazionale e soprattutto che siamo la seconda regione d'Italia per fuga dei migliori cervelli, fuga dei cittadini del Veneto, sono più di 8.000 le persone che hanno abbandonato il Veneto, 1.400 nella nostra provincia, noi diciamo investiamo più risorse per trattenere i migliori cervelli qui.